per il terzo Memorial Loris Guerrieri. Oggi finalmente riparte la fiera di Ostiglia, siamo alla 75esima edizione, dopo 2 anni di pandemia e che siamo stati fermi, costretti a rimanere fermi, finalmente ripartiamo. Riportiamo con tantissimi eventi, sia sportivi, culturali, musicali. Tra l'altro all'interno della nostra fiera di Ostiglia ritorna la tradizionale battaglia del riso organizzata dalla Proloco, ritorna il Luna Park per il divertimento dei bambini. Ieri sera abbiamo avuto un preludio con un convegno su 2 partigiani ostigliesi, oggi entriamo nel vivo. Direi che le 2 manifestazioni che caratterizzano la giornata di oggi è nell'evento sportivo con Sport Heaven per una gara di mountain bike e questa sera ritorna in teatro l'Ostiglia Beat. Tra le manifestazioni culturali abbiamo 2 mostre importanti, una di 2 artisti ostigliesi, mostra fotografica di scultori, di Andreoli Gianfranco e di ballista Guido. Domani mattina sarà una mattina molto interessante e impegnativa per la nostra biblioteca perché verranno inaugurati 2 settori. Una riguarda il settore ragazzi e un'altra è una fumettoteca che penso che sia la prima ed unica in provincia di Mantova, dove avremo a disposizione, che ci sono stati donati, per cui ringraziamo chi ci ha fatto questa donazione, più di 5.000 volumi di fumetti. Siamo all'inaugurazione della mostra Dialoghi di luce che vede protagonisti 2 artisti ostigliesi, lo scultore Gianfranco Andreoli e il fotografo Guido Ballista. Entrambi si confrontano sulla luce, elemento dominante sia nella fotografia che nella scultura lignea. Questi artisti hanno deciso di creare questo evento in collaborazione con la Proloco, l'associazione Arci e il comune di Ostiglia. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino all'8 maggio. Nell'ambito della Fiera di Ostiglia inauguriamo anche la mostra dell'artista Riccardo Vignati. Riccardo Vignati nasce a Legnano nel 1950, oggi è il suo compleanno e ritorna a Ostiglia dopo tantissimi anni perché lui ha iniziato a dipingere proprio qui da bambino con la nonna Berta e ci teneva moltissimo ad esporre nel luogo dove tutto il suo viaggio nell'arte è cominciato, perciò la mostra si intitola In Viaggio e questo viaggio lo ha riportato nella sua terra d'origine. La sua pittura è straordinaria, una pittura surrealista che lui interpreta in modo assolutamente personale. Il titolo di questa mostra è In Viaggio, perché ho organizzato la sequenza di quadri come se fosse proprio un viaggio, invece che essere scritto su un libro, è scritto sui quadri, no? Perché la vita in fondo è come un viaggio. Ogni quadro contiene una storia, no? E poi ogni quadro è collegato a quello successivo, fino ad arrivare poi al 18°, dove finisce la storia. Io do il benvenuto a tutti gli allievi che oggi si cimenteranno nelle prove nei giardini qui da noi, ad Ostiglia. Volevo ringraziare anche Sport Heaven per essersi impegnati anche quest'anno con grandissima professionalità e colgo l'occasione per dire grazie anche alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e alla nostra Polizia Locale. Io vi auguro un buon divertimento e vi dico anche in bocca al lupo. Grazie. Manifestazione dedicata ai giovanissimi, è una gara di mountain bike
Qui abbiamo cominciato bene perché ci sono molti ragazzini che vanno sia ragazzini che ragazzine dai 6 ai 12 anni, no? Magari in mountain bike, oggi come oggi fuori strada sta andando gonfie vele, e dunque per noi, dico come comitato provinciale, è un successo perché abbiamo cominciato 15 giorni fa con la prima prova, oggi la seconda prova, e c'è molto entusiasmo sia da parte delle società che organizzano sia da parte delle amministrazioni, perché insomma il futuro sono questi qua, sono i giovani, il futuro del ciclismo sono quei ragazzini qua.